Bene, siamo alle battute conclusive di questa magnifica giornata, la giornata di presentazione dell'iniziativa Alba Vite, la conferenza stampa in municipio, nella sala consigliare, e sono con il Presidente. Presidente, Alba Vite continua a mietere successi e direi che in qualche modo si consolida e consolida il proprio successo. Beh, direi proprio di sì, siamo alla 12ª edizione, un progetto solidale importante a cui AIS Veneto ci tiene particolarmente. Quest'anno ha partecipato come azienda Gianni Tessari con uno spumante, un metodo classico, Lessini Durello, e l'associazione che abbiamo mantenuto invece è l'associazione Malattie Rare P63, e devo dire che abbiamo avuto una grandissima accoglienza da parte dell'amministrazione comunale. Siamo qui a Cortina, lo si vede dalla splendida cornice che abbiamo alle nostre spalle. Abbiamo affrontato una mini degustazione con 3 annate diverse del Gianni Tessari, per poi concederci un piccolo buffet, un rinfresco come al solito, e condividere qualche esperienza e qualche idea, ecco, sulla prossima maratona che ci aspetta, perché da adesso deve essere un grande percorso. Inizia la vendita di questi Magnum, quindi un formato grande per questa edizione, come sempre per il Lessini Durello. 55 euro è il prezzo di vendita, la vendita viene fatta dai canali di AIS Veneto, quindi aisveneto.it, attraverso l'e-commerce. Ed è già disponibile, cioè già adesso, nel momento in cui ci state guardando, voi andate sul sito e potete acquistare. Con la presentazione, con la conferenza stampa, ufficialmente abbiamo svelato il nome del produttore e la tipologia del vino, e a tutti gli effetti abbiamo dato inizio a questa campagna, sperando che possa avere grandi adesioni per il futuro. No, Presidente, adesso ci devi svelare a chi regalerai la tua Magnum, perché questo è importante. Sì, io penso che regalerò più Magnum. Allora, sicuramente una la vorrò condividere con i collaboratori che insomma mi stanno aiutando in questo nuovo percorso, e quindi sarà un grande piacere, una grande soddisfazione. Un'altra la regalerò a mia nipote, che sta coinvolgendo tutta la famiglia per il pranzo di Natale, quindi invito, ecco, all'acquisto del Magnum anche per condividere e per omaggiare come presente per Natale appunto questo prodotto, perché su questo prodotto non troveremo soltanto il gusto fatto di persistenza, equilibrio, complessità, tutti i termini dei sommelier, ma ci sarà proprio il gusto di fare del bene, quindi è un suggerimento che mi sento di dare a tutti. Ultima cosa, Presidente, però tu sei sommelier, sei il capo dei sommelier del Veneto, qual è l'abbinamento tuo preferito? Ne abbiamo sentiti diversi, ma il tuo personale? Allora, il mio abbinamento mi riporta nella città lagunare, insomma io sono di Venezia, e quindi mi calo tra le calli di questa bellissima città ad assaggiare i vari cicchetti, quindi dal mezzo uovo al cicchetto con il baccalà e via dicendo, e quindi credo che la scelta nell'abbinamento sia la più disparata, come del resto, essendo uno spumante di grande complessità, si presta, come si suol dire, a tutto pasto, quindi grande libertà anche nell'abbinamento. Bene, ti ringraziamo ancora, Presidente. Grazie a voi.